Buonasera e bentrovati all'edizione del nostro telegiornale. I fatti del Friuli occidentale in primo piano, in apertura la sanità, 160 test effettuati e 2 soli casi di positività riscontrati. Questo è il confortante risultato dello screening di massa effettuato oggi nella zona rossa di Tramonti di Sopra. 160 tamponi effettuati, 2 positività riscontrate. Questo l'esito dello screening di massa effettuato oggi a Tramonti di Sopra, in zona rossa fino al 14 febbraio, visto l'elevato tasso di casi in relazione alla popolazione. Numeri che fanno tirare un sospiro di sollievo. Ora i positivi sono 26, con 6 ricoverati, tra i quali il sindaco Giacomo Urban. La misura adottata è stata importante, è stata veramente anche sofferta, perché è logico che non è una decisione facile. Io ringrazio il Dipartimento, ringrazio la Regione che hanno pensato che per arginare un focolaio in una piccola zona come questa, dove l'espansione poteva veramente fare danni grossi, sia stata veramente importante. I test sono stati svolti dal Dipartimento di Prevenzione di ASFO in collaborazione con il Comune e la sorveglianza delle forze dell'ordine e della protezione civile. In base al numero che abbiamo tenuto conto degli effettivi residenti, che sono circa 194, in base al numero di tamponi positivi, alle persone che sono in quarantena e soprattutto il numero dei ricoveri ospedalieri, sono stati sforati tutti i parametri per cui ci hanno fatto pensare che era meglio dichiarare zona rossa e fare uno screening di popolazione modello Sappada. Buona la partecipazione della popolazione, 160 su 230 hanno detto sì ai test. Qualcuno ha anche esposto un rosario alla finestra. Purtroppo la comunità piccola sta poco a espandersi. Siamo 4 gatti, stiamo poco a prenderlo. È contento di fare il tampone o era meglio di no? Sì, devo farlo, sì. Un atto a tutela della salute di chi vive e frequenta la Val Tramontina. E sul fronte del coronavirus in regione tornano a salire i numeri, i contagi, le percentuali di positività. Oggi in Friuli Venezia Giulia su 8.502 tamponi molecolari sono stati rilevati 499 nuovi positivi, una percentuale del 5,86% di positività, ai quali si aggiungono 193 casi, pari al 6%, rilevati su 3.195 tamponi antigenici rapidi. I decessi registrati sono 17, ai quali se ne aggiungono 10 pregressi. Le morti rilevate in totale in Friuli occidentale, tra questi sono 4. I ricoveri nelle terapie intensive in regione sono 63, 2 in più di ieri, mentre quelli in altri reparti scendono a 561, numeri comunicati dal vicegovernatore con delega alla salute Riccardo Riccardi. E una notizia di cronaca: gli agenti della polizia locale delle valli e delle Dolomiti friulane hanno denunciato a piede libero all'autorità giudiziaria un uomo di 73 anni residente a Maniago per non aver rispettato le disposizioni anti-Covid. Il pensionato, risultato positivo al virus, era stato già ricoverato in ospedale per tutte le cure del caso. Non aveva voluto trattenersi però nel nosocomio, chiedendo e ottenendo con firma di un documento le dimissioni. Rientrato nella propria abitazione non è rimasto in quarantena, anzi ha cominciato a girare a piedi per le strade e addirittura ha ottenuto un passaggio in autostop. La popolazione ha segnalato più volte la sua presenza in più punti del territorio comunale, spaventata perché ben conscia delle sue condizioni di salute. Rintracciato dagli agenti a Frisanco, l'uomo è stato riportato in ospedale da dove non potrà uscire. E oggi l'azienda sanitaria del Friuli occidentale ha presentato i dati di performance del 2020. L'azienda in futuro punterà su primari e cure intermedie. Basta con i complessi di inferiorità, non siamo inferiori a nessuno, è il commento del direttore generale dell'azienda sanitaria Friuli Occidentale, Joseph Polimeni, nel presentare i dati sui risultati di performance aziendale per il 2020. La sanità pordenonese dunque va a testa alta sia rispetto al passato sia rispetto alle aziende del Friuli Centrale e Giuliano Isontina. Mi riferisco evidentemente a tutta una serie di dati effettivi, non percezioni, non valutazioni, non opinioni, che fanno vedere in modo molto chiaro come questa azienda, l'azienda sanitaria Friuli Occidentale, sia ottimamente posizionata rispetto agli indicatori che ci paragonano ad altre aziende e addirittura rispetto al confronto anche con anni passati, il 2018 in particolare. L'azienda in un anno così complesso come quello dell'emergenza Covid del 2020 ha prodotto una serie di prestazioni quali quantitative assolutamente di altissimo livello. Diversi settori nei quali i miglioramenti delle prestazioni sono stati attuati. I maggiori miglioramenti noi li abbiamo avuti per quanto riguarda tutta una serie di prestazioni specifiche
specialistiche in priorità B, che siamo riusciti a garantire nel 90% dei casi nei tempi stabiliti dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Siamo riusciti a garantire molti interventi chirurgici e oncologici con tempistiche assolutamente accettabili e abbiamo avuto degli ottimi indicatori per quanto riguardato anche il settore dell'emergenza urgenza, quindi la funzionalità del pronto soccorso e della nostra area critica, quindi terapia intensiva e subintensiva. Per il 2021 l'ASFO punta a colmare da una parte i primariati rimasti vacanti, dall'altra il numero di posti letto delle cure intermedie, che quest'anno dovrebbero salire di 50 unità nel capoluogo. Voltiamo pagina. Dopo oltre 7 anni in stato vegetativo a causa di un incidente, si è spenta all'ospedale di Pordenone Viviana Baldo. Lascia il marito Gianni e il figlio Nicolò, che le sono sempre stati accanto. Il dolore della comunità di Pravis Domini nelle parole del sindaco. Pravis Domini piange la scomparsa di Viviana Baldo, vinta da una polmonite non legata al Covid all'ospedale di Pordenone a 49 anni. Da oltre 7 era costretta a una non vita a causa di un tremendo incidente stradale il 2 dicembre del 2013 ad Azzano Decimo, quando con la sua auto andò a sbattere contro una colonna di cemento di una casa mentre andava al lavoro a Prata, dove era commessa di un supermercato. I danni cerebrali riportati l'hanno costretta a uno stato vegetativo. A starle sempre amorevolmente accanto in questi anni di sofferenza e battaglia, il marito Gianni Siddi, carabiniere, e il figlio Nicolò, oggi maggiorenne, ai quali sono arrivati tantissimi messaggi di affetto. Viviana da 3 anni era curata a casa, dopo alcuni tentativi in varie cliniche, anche in Austria. Il marito l'ha ricordata su Facebook con un breve post e una foto. A portare la vicinanza dell'intera comunità di Pravis Domini è il sindaco Davide Andretta. Ho chiaramente appreso con grande sgomento e dispiacere la morte di Viviana. Una vicenda che negli anni ha segnato chiaramente la nostra comunità per la battaglia, le sofferenze patite da lei, ma sempre accompagnata amorevolmente dai suoi familiari. Da parte mia, di tutta l'amministrazione comunale, un abbraccio a tutti i familiari di Viviana, che in questi anni l'hanno accompagnata nella sua battaglia, le sono sempre stati vicini. Il funerale sarà celebrato venerdì 5 febbraio alle 15 al Duomo di Sacile, che ospiterà mezz'ora prima anche il Santo Rosario. Per comprarsi la droga aveva perfino rubato le offerte in chiesa. I carabinieri hanno individuato l'autore di 6 furti tra il 9 e il 18 gennaio commessi a Polcenigo. In una decina di giorni aveva rubato di tutto, dai fondi cassa ai generi alimentari fino alle offerte per un presepe. A incastrare un 40enne di Polcenigo, pregiudicato e tossicodipendente, sono stati i vestiti usati durante le razzie, dei quali non si era disfatto, e trovati a casa sua dai carabinieri della stazione locale. L'ho fatto, ha poi confessato, per comprare la droga. Dopo prolungate indagini, coordinate dal sostituto procuratore Andrea Del Missier, i militari dell'Arma in servizio a Polcenigo hanno accusato l'uomo di 6 furti aggravati, uno dei quali tentato, compiuti tra il 9 e il 18 gennaio nel centro del paese. La serie era cominciata il 9 gennaio con i 30 euro presi dalla cassetta delle offerte per il presepe nella chiesa di San Giovanni Battista e con i 350 euro prelevati in serata dal registratore di cassa del ristorante da Pascon. Dopo poche ore, alle 3 del 10 gennaio, il 40enne era entrato nella pizzeria da sport l'Angolo Ghiotto portando via 150 euro. Qui era stato immortalato dalla telecamera con addosso cappuccio e mascherina. L'11 gennaio poi si era impossessato di un medicinale scaduto conservato in una cassetta della farmacia Furlanis e il 18 era entrato nella biroteca Due Muri sottraendo una ventina tra lattine e bottiglie di birra, 20 hamburger, una mortadella da 4 kg, una pancetta e un prosciutto crudo di San Daniele di 8 kg. Durante la perquisizione dell'abitazione dell'uomo, i carabinieri hanno trovato gli abiti ripresi dalle telecamere di sorveglianza, attrezzi da scasso e parte dei beni alimentari sottratti. Inoltre i militari hanno rinvenuto un paio di scarpe da ginnastica compatibile con le impronte lasciate nei locali derubati. Il 40enne, che ha l'obbligo di dimora nel comune di Polcenigo e il divieto di uscire di casa dalle 22 alle 6, ha ammesso le proprie responsabilità. Passiamo all'economia. Electrolux vola nell'anno della pandemia. Gli utili sono passati da 2,5 a 6,6 miliardi di corone svedesi, pari a 647 milioni di euro. A determinare la crescita è stata la forte domanda di elettrodomestici delle famiglie rimaste a casa per il coronavirus. Nell'anno della pandemia l'utile netto della multinazionale svedese Electrolux, che in Italia ha la sede principale a Porcia, è volato crescendo del 164%. Nel 2020 infatti l'utile complessivo del gruppo è passato da 2,5 miliardi di corone a 6,6 miliardi, pari a circa 647 milioni di euro. Questo nonostante il fatturato si sia attestato a 116 miliardi di corone, in flessione del 2,5% rispetto al 2019. Se i primi 6 mesi dell'anno sono stati difficili a causa del Covid, nella seconda metà del 2020 si è verificata una forte
forte ripresa della domanda di elettrodomestici che a Porcia ha portato a un incremento degli straordinari. Basti pensare che nell'ultimo trimestre la crescita organica delle vendite ha raggiunto il 17,5%, portando quella annuale a 3,2%, con un margine operativo del 5% contro il 2,7% del 2019. Tra ottobre e dicembre i ricavi sono passati da 32 a 33,9 miliardi di corone, pari a un più 6%. Le vendite hanno beneficiato del fatto che, a partire dal lockdown di un anno fa, i consumatori sono rimasti di più fra le mura domestiche e investito buona parte dei soldi a disposizione sulla casa. Per quanto riguarda il 2021, Electrolux prevede una forte domanda di elettrodomestici nel primo semestre, che potrebbe attenuarsi nella seconda parte dell'anno. Molto dipenderà dall'andamento della pandemia. Sui 70 ettari messi in vendita dall'Agenzia del Demanio in corrispondenza dell'ex poligono del Dandolo, che aveva allarmato le associazioni ambientaliste del Friuli Venezia Giulia, l'assessore regionale Zanier assicura che non fanno parte delle zone speciali dei Magreli. I 7 ettari non fanno parte della zona speciale di conservazione Magredi del Cellina e della zona di protezione speciale Magredi di Pordenone. È la risposta dell'assessore regionale alle risorse agroalimentari, Stefano Zanier, alle interrogazioni dei consiglieri Nicola Conficoni del PD e di Giampaolo Bidoli di Patto per l'Autonomia, che hanno portato in aula l'allarme lanciato alcuni giorni fa da diverse associazioni ambientaliste del Friuli occidentale per la messa in vendita, da parte dell'Agenzia del Demanio, di 70.000 metri quadri in corrispondenza dell'ex poligono militare del Dandolo. Le aree in oggetto, dice Zanier, sono esterne confinanti alle 2 zone speciali e circa 2/3 della superficie è inserita nell'inventario dei prati stabili, pertanto continua la sua trasformazione a semine attivo o ad altri usi non è consentita. L'assessore ha poi affermato che con il progetto Life Magredi Grasslands sono stati ripristinati 500 ettari di superfici prative e che la regione sta per assumere la gestione di altri 300 ettari di praterie, portando a circa 700 ettari le superfici direttamente gestite solo nel contesto del demanio militare del Dandolo Cellina. Inoltre la regione si sta concentrando sul ripristino e sulla gestione di aree più delicate, attivando strumenti di sostegno finanziario ai privati per la gestione di superfici prative tramite semplici sfalci annuali. Era questa la nostra ultima notizia per stasera. Dopo di noi Elettroshock, condotto da Alessandra Salvatori, che tratterà il tema dell'attuale crisi di governo e dell'incarico di formarne uno nuovo conferito dal presidente Mattarella a Mario Draghi, con tutte le reazioni dal mondo della politica e delle istituzioni. L'appuntamento con il telegiornale di Pordenone ritorna domani alle 20:45. Grazie per essere stati con noi, buona serata.